Nelle prossime ore l'assessorato all'agricoltura della Regione Veneto illustrerà le iniziative di 10 comuni del Vicentino per inserire anche la transumanza di Bressanvido nella candidatura a patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO. Ogni anno la transumanza mette in movimento circa 600 capi di bestiame che percorrono 2 volte il percorso andata e ritorno dalla pianura all'altopiano di Asiago, circa 90 km, attraversando a primavera e in autunno i comuni di Bressanvido, Pozzoleone, Schiavon, Marostica, Lusiana, Conco, Asiago, Gallia, Foggia ed Enego, alla ricerca di pascoli verdi e di migliori condizioni climatiche. Si tratta di una tradizione secolare che impegna centinaia di trasumanti a piedi e a cavallo, peculiare di un particolare comparto, quello della pastorizia d'alpeggio, che accomuna diverse regioni, dall'Abruzzo all'Alto Adige, dal Lazio al Piemonte, dalla Sicilia alla Lombardia. Il Ministero per le Politiche Agricole l'ha candidata insieme ad Austria e a Grecia come fenomeno storico, culturale, ambientale e turistico da tutelare con il riconoscimento UNESCO.